fallo di Iaquinandi, recupera il Grisignano, grande parata di Pucci sull'occasione di Troiano. Giocare questa partita Iaquinandi si accentra, Iaquinandi scarica il destro, invece mette in mezzo per Calè, Maione, la deviazione, palo! 16:47 al termine, 0-0, lancio lungo per Troiano se ne va Iaquinandi, se ne va Maione, e parata di fresca convocata in nazionale argentina. Maione la botta, la risposta Puretta, Argento, palla nel mezzo, zero, il miracolo di Pucci. Pereira, battuto il fallo laterale, Maione, metti in mezzo, c'è il gol! Con la testa, stare sul pezzo, 2:55, vantaggio CF Pelletteria. Recupera palla Balleri, Maione, la botta, fa seguire la vista non più disponibile, quindi non ha avuto più la lucidità. Troiano la botta, Pucci respinge, calcio d'angolo, Troiano la mette in mezzo e c'è il pareggio, ma chi la marca questa? Piedi del CF Pelletteria. Grande giocata di Pasos, se ne va Pasos, la botta fa mare e spinge. 16-13, 1-1 il punteggio, occasione CF. Palla alta per Maione anticipa, Maione la parata di Famà, palla ad Amato che invece di punta colpisce di piatto, non si colpisce di piatto, Calè per Maione in mezzo, Pasos, si mangia. 14:35, non riparte il cronometro, parte ora. 1-1 il punteggio, se ne va via Bisogni, ne salta uno, ne salta due, il tiro gol esterno del Real Grisignano, 2-1. Recupera palla Maione il palo di Maione, si può. Biagiotti per Calè, numero di Calè, la palla danza in Pasos. Calè prova a liberarsi, Calè! Ma cosa in mezzo? Fa mai in due tempi. Rivitera segna il gol del 3-2. Grazie all'amico Antonio che fornisce l'acqua. Iaquinandi laterale per Pasos e Famà. Balleri, Maione, tirata la maglia Maione, cosa ha preso Famà? Calè, Biagiotti, la frenata di Biagiotti, Calè, laterale per Biagiotti, se ne prova ad andare Biagiotti, la tocca Famà,